La prima prova della maturità 2014, il tema di italiano, le tracce per tutti gli istituti scolastici, il videogiornale in alcune scuole della città. Dario Piparo. 500.000 in tutta Italia, poco più di 5.000 solo tra le scuole agrigentine. Per i diplomandi iniziano gli esami di maturità con la prima prova classica, l'italiano. Diverse le tipologie da scegliere, con tracce differenti. Su tutti i versi di Quasimodo, Renzo Piano, Martin Luther King e anche Mahatma Gandhi. Illustriamo alcune delle tracce. Per l'analisi del testo, il campo di prova sono i versi della poesia Ride la gazza nera sugli aranci di Salvatore Quasimodo, contenuti nella raccolta Ed è subito sera. Poi i saggi brevi. Per l'ambito artistico-letterario l'argomento proposto è il dono, con traccia sul concetto di donazione e reciprocità, tratta da un passo dell'antropologo americano Marcus Page. Le nuove responsabilità, invece l'argomento per l'ambito socio-economico, con passo relativo a impatto ambientale e climatologico dell'individuo, tratto da un passo dello storico Wolfgang Behringer. La scelta di alcuni studenti potrà essere ricaduta invece sull'ambito tecnico-scientifico, con la tecnologia pervasiva e concetti di transumanità, tratti da un recente pezzo di Fabio Chiusi apparso sull'Espresso. Poi violenza e non violenza, due volti del Novecento, per attraversare analiticamente la storia politica partendo dalla penna ispirata del filosofo Walter Benjamin. Altra tipologia, più estensiva, riguarda il tema di ordine generale, che parte dalle dichiarazioni dell'architetto Renzo Piano, rilasciate il Sole 24 Ore, sul nostro paese, fragile e bellissimo allo stesso tempo. Sì, ho finito la prova d'italiano. Cosa hai scelto? Ho scelto il saggio breve, ambito artistico-letterario sul dono. Come mai? Perché era quello che sentivo più affine, perché comunque pensavo di poter spaziare su più argomenti, perché era quello che lasciava più spazio alla creatività, almeno a mio parere. Ecco, scaramanzia a parte, come credi sia andato? Credo sia andata bene perché ho cercato di citare qualcosa dalle mie esperienze, cioè dalle mie esperienze scolastiche. Ad esempio ho citato Schopenhauer, Leopardi, Kierkegaard, Seneca, che non erano presenti nei documenti, quindi spero sia andata bene, cioè penso sia andata bene. E adesso per le altre siete pronte? Sì, l'ansia rimane sempre, però dovremmo essere pronti in teoria. Tu cosa hai scelto oggi? Il saggio breve ambito scientifico-tecnologico parlava sulla tecnologia persuasiva, una roba del genere. È andata bene secondo te? Penso di sì, tutto sommato spero bene. Tu cosa hai scelto? Io ho scelto la tipologia D e quindi il tema di origine appunto generale, di ordine generale. Penso sia andata bene, però appunto per scaramanzia non dico nulla. Ecco, Renzo Piano la pensi come lui tu? Sì, più o meno sì. Penso appunto che l'uomo dovrebbe darsi da fare, perché non può lasciare le province così. Anche perché comunque secondo me non è solo il degrado della provincia e quindi appunto è colpa anche dello Stato che non se ne prende cura, ma anche l'uomo stesso che sta cadendo in degrado. Cosa hai scelto tu? Tecnico-scientifico. Come è andata? Abbastanza bene. Prossimi giorni? Paura? Paura poca, però ansia, un po' di ansia. È più la paura o la voglia di finire? La voglia di finire. Tu cosa hai scelto invece? Letterario artistico. Come mai? Perché mi ispirava di più rispetto agli altri. Il saggio breve, il dono. Come mai? Perché mi piaceva, perché è venuto facile. Le altre tracce com'erano? Insomma, c'erano alcune che erano un po' difficili. Però com'è andata? No, bene, bene. Tu? Tutto bene? Ho scelto il viaggio perché mi interessava di più, era più facile. Soddisfatta? Diciamo di sì. Che traccia avete scelto? Il saggio breve, Come mai? perché mi sentivo più sicura, proiettata in questo ambito, mi sono sentita più sicura. Ecco, quale saggio breve? Il saggio breve è ambito storico-politico. È abbastanza, diciamo, cioè è trattabile, ecco, abbastanza violenza e trattabile. non violenza. Violenza e non violenza, sì. Era molto carina come tematica, quindi è stato... Pensi sia andata bene comunque? Spero di sì, però comunque sì, penso di averlo trattato bene, sì. Voi ragazze cosa avete scelto? Saggio breve anche noi, non ci aspettavamo ci fossero tanti argomenti da poter trattare, anche io ho scelto il dono.
Sì, è stato abbastanza semplice. Ecco, anche tu eravate tranquille alla vigilia? Sì, eravamo tranquille anche perché diciamo c'è stato uno studio dietro durante l'anno e quindi abbiamo scelto questa tematica perché ci sentivamo più sicure nel trattarla. Ecco, avete rotto il ghiaccio un po', se vogliamo, con gli esami. Sì. Abbiamo cominciato bene. Già domani sarà più facile. Sì, sicuramente. Io ho scelto il saggio breve sulla tecnologia, sulle nuove tecnologie del XXI secolo. Diciamo che era un tema molto aperto di cui si poteva comunque articolare molte colonne, comunque si poteva parlare di tutto e di più. Le ragazze finiscono prima, sono più brave o sono più veloci? Più veloce, più brave non si sa, si vede alla fine nel voto finale. Quindi Tu cosa hai scelto? io ho scelto quello suo, pure sulla tecnologia, perché comunque era un tema abbastanza attuale, che come parlava dei tablet, registri elettronici, tutte cose comunque che in questi anni comunque ci toccano molto. Quindi mi è sembrato un testo abbastanza facile, abbastanza attuale, abbastanza quindi anche moderno, ricco di collegamenti. Per le prossime tappe degli esami tu ti senti pronto? Oddio, pronto è una parola grossa, diciamo ci si immola, come va, ecco. I ragazzi troveranno alcune tracce abbastanza abbordabili, scusando il termine diciamo più casereccio, e altre un po' più difficili. Oggettivamente non tutte le tracce spesso possono essere diciamo realizzate dai ragazzi in maniera serena. Sicuramente come sempre per l'analisi del testo è uscito un autore del Novecento e come sempre mi permetto di dire, facendo un po' una critica a coloro che scelgono queste tracce, probabilmente è una poesia che spesso è poco inserita nelle antologie, però avendo studiato l'autore si può agevolmente fare anche l'analisi del testo. Per quanto riguarda la tipologia B, saggi breve oppure l'articolo di giornale, ci sono delle tracce molto belle. Una traccia che a me è molto piaciuta proprio per il suo alto valore umanitario, quello sul dono, lo scambio, nonché il dono che deve essere non utilitaristico ma uno scambio reciproco, una condivisione. Però poi ci sono anche altre tracce che riguardano temi di ordine generale su cui i ragazzi possono riflettere agevolmente e con grande serenità.